Operazione dei Carabinieri di Agrigento, 48 misure cautelari, inchiesta sul traffico droga, 51 indagati, il plauso del sindacato dei poliziotti democratici. Il presidente della regione Schifani non partecipa alla conferenza stampa di presentazione del programma di Agrigento Capitale della Cultura. Miccichè replica: entro sabato il Teatro Pirandello sarà pronto per la visita di Mattarella, basta polemiche, il cartello sociale dà il benvenuto al Presidente della Repubblica Mattarella in città. In occasione del 57° anniversario del sisma che colpì Belice, interviene oggi l'Ordine degli Architetti di Agrigento. Il recente sciame sismico mantiene vivo il ricordo del terremoto del 1968. Il sindaco Castellino di Palma di Montechiaro nomina il nuovo vice sindaco Rosaria Bella, che sostituisce Antonietta Lovasco. Al via la prima sessione di lavoro del 2025 della Conferenza Episcopale dei Vescovi, apre i lavori Don Ciotti di Libera. Rinviata la conferenza stampa del Patron Deni fissata nella giornata di ieri, intanto la squadra si prepara al derby con il Cassum Favara, vietato ai tifosi favarese per ordine della prefettura. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento del nostro TV Notizie di oggi 14 gennaio martedì. I carabinieri del nucleo investigativo di Agrigento eseguono un'ordinanza di misure cautelari personali nei confronti di 48 persone, colpite anche gli indagati sottoposti al provvedimento di fermo di indiziati di delitto emesso lo scorso mese di dicembre dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, il servizio. All'alba di stamani i carabinieri del comando provinciale di Agrigento, Favara, Canicattì, Porto Empedocle e Gela, con il supporto dei colleghi del comando provinciale di Caltanissetta, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica di Palermo, Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 51 indagati, in parte già ristretti in carcere. Sono tutti cittadini italiani gravemente indiziati a vario titolo di appartenere all'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra, di far parte di associazione a delinquere finalizzata al traffico principalmente di sostanze stupefacenti. Nei confronti dei suddetti 51 indagati, dei quali fanno parte anche 24 soggetti colpiti lo scorso mese di dicembre dal provvedimento di indiziati di diritto emesso dalla DDA di Palermo, per 36 di loro è stata disposta la misura cautelare in carcere, mentre per i restanti 15 quelli dagli arresti domiciliari. Il provvedimento trae origine dalle attività svolte dal nucleo investigativo del reparto operativo dei Carabinieri di Agrigento, diretti dalla DDA di Palermo, dal mese di dicembre 2021 a tutt'oggi, avente come oggetto la ricostruzione dell'organigramma delle attività criminali delle famiglie mafiose di Porto Empedocle, Agrigento e Villa Seta, con probabilmente a capo rispettivamente Fabrizio Messina, pregiudicato di 49 anni, e Pietro Capraro, pregiudicato di 39 anni, a dimostrazione che, pur essendo stata sensibilmente intaccata nel corso degli anni da varie operazioni, Cosa Nostra Agrigentina è tutt'oggi pienamente operante, dotata di mezzi ingenti, disponibilità economiche e numerose armi, per di più in un contesto caratterizzato da una instabilità degli equilibri mafiosi faticosamente raggiunti nel tempo. È stato riscontrato infatti un sistematico utilizzo di apparecchi telefonici da parte degli uomini d'onore o di soggetti contigui al sodalizio durante i periodi di detenzione, lasciando in tal modo inalterate le capacità di comando e consentendo di mantenere i contatti con i correi in libertà, impartendo ordini e direttive. La capacità dell'associazione mafiosa era quella di controllare le dinamiche criminali del territorio, è emersa in modo evidente essendosi raccolti chiari elementi dimostrativi della commissione di numerosi reati, tra cui estorsioni, detenzioni di armi, incendi e danneggiamenti, tutti realizzati avvalendosi delle condizioni dell'articolo 416 bis del Codice Penale. Nell'attività investigativa si ritiene che i sodali, avvalendosi della forza di intimidazione
derivante dall'appartenere all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, costringevano l'amministratore di una società aggiudicataria dei lavori di raccolta e trasporto dei rifiuti nel comune di Agrigento ad assumere operai e almeno 5 persone a loro legati per vincoli familiari o di loro fiducia, costringevano il legale rappresentante di una società di carburanti a interrompere il rapporto lavorativo con un dipendente per sostituirlo con un'altra persona a loro vicina, davano fuoco al fine di danneggiarli 2 autocarri intestati a una ditta di costruzione, costringevano l'amministratore della società aggiudicataria dei lavori di riqualificazione di Pazia Concordia nel quartiere Villa Seta ad assumere un operaio a loro gradito e costringevano anche la ditta aggiudicataria in subappalto degli stessi lavori ad assumere operai loro vicini. Consumavano una rapina presso il distributore DB di Villa Seta, impotesandosi della somma di 400 euro. Costringevano il titolare di un bar di Agrigento e i suoi dipendenti a erogare cibi e bevande senza pagarne il corrispettivo. Costringevano mediante ripetuti atti di violenza il titolare di un esercizio commerciale di Agrigento a corrispondere loro mensilmente la somma di euro 1000. Davano fuoco al fine di danneggiarlo un furgone intestato a una rivendita di bevande di Porto Empedocle. In un'altra circostanza esplodevano diversi colpi di arma da fuoco nei confronti della saracinesca della suddetta rivendita. Esplodevano l'azione dimostrativa a scopo di intimidazione diversi colpi di arma da fuoco in direzione della porta d'ingresso dell'abitazione di un uomo di Agrigento che si è reso colpevole di aver avuto un litigio con il figlio di un boss. Oltre a quanto descritto, gli esponenti di vertice delle famiglie mafiose di Porto Empedocle, Agrigento e Villa Seta risultavano avere diretto e promosso 2 ulteriori distinte associazioni dedite al traffico di sostanze stupefacenti che hanno acquisito in piena sinergia tra loro. Entrambi sodalizi criminali, peraltro dimostrato di possedere una non comune capacità di approvvigionamento mediante l'attivazione di contatti e rapporti commerciali non solo con altre province siciliane, ma altri gruppi nazionali ed esteri provenienti dal Belgio, Germania e Stati Uniti. Numerosissimi sono stati i trasporti di ingente sostanza stupefacente, la cessione a terzi al fine di essere ulteriormente rivenduta al dettaglio. Nel corso dell'indagine sono stati sequestrati 100 kg di hashish, 6 di cocaina e lo scorso mese di novembre anche la somma in contanti di 120.000 euro contenuta in 5 pacchi sottovuoto occultati all'interno di una macchina. E sull'operazione di oggi effettuata dai Carabinieri di Agrigento interviene il sindacato dei poliziotti MP affermando: possiamo solo esprimere le nostre più vive congratulazioni agli uomini e alle donne dei Carabinieri che hanno effettuato le indagini contro la consorteria mafiosa nell'Agrigentino. Un forte e sentito bravi viene espresso dall'organizzazione sindacale. 51 indagati, 36 arresti con 15 misure cautelari denota l'alta professionalità dimostrata dai nostri colleghi che hanno reso possibile con questa imponente operazione l'estirpazione di un male criminale radicato nella nostra provincia che danneggia tutto e tutti. E oggi, in occasione della ricorrenza della barbara uccisione del poliziotto Natale Mondo, avvenuto il 14 gennaio del 1988, la Polizia di Stato ha deposto una corona di fiori sulla lapide che si trova all'interno della sede della squadra mobile di Palermo. I colleghi. Onori ai caduti della Polizia di Stato! Sono passati 37 anni dall'omicidio di Natale Mondo, entrato in polizia nel 1972. A Trapani conosce Ninni Cassarà, che lo vuole con sé a Palermo all'interno della squadra catturandi. Da quel momento Mondo diventa suo autista e braccio destro. Sopravvive miracolosamente all'agguato del 6 agosto 1985, dove vennero assassinati il vicequestore Cassarà e l'agente Roberto Antiochia, ma un pentito lo accusò di aver fornito alla mafia proprio le informazioni utili alla preparazione dell'attentato. Per questo venne indagato, tratto in arresto e dopo scagionato grazie alle testimonianze della vedova Cassarà e di altri colleghi, i quali confermarono che Natale Mondo si era infiltrato tra le cosche del quartiere Arenella dove era nato e risiedeva.
Questo riscatto, di fatto, lo espose alla vendetta della mafia e la sua sentenza di morte fu eseguita il 14 gennaio 1988 a Palermo, quando 3 killer lo crivellarono di colpi davanti il negozio di giocattoli della moglie. Oggi le istituzioni abbracciano le 2 figlie e la moglie ricordandolo e rendendogli onore. Lo ricordiamo come sempre e come facciamo in ogni occasione in cui ricordiamo i nostri eroi, i nostri martiri, coloro che sono morti nell'adempimento del loro dovere in momenti in cui fare la lotta alla mafia era ancora più complicato, molto più complicato di quanto non lo sia oggi. Prova ne sia il lungo elenco di nomi che sono rapportati nella lapide che vedete là fuori e che peraltro accomunano il destino di questi eroi a quello di delle altre forze di polizia, in quei momenti tragici di questa città, che però sono stati necessari per poter consentire il momento successivo, il momento della reazione, quello che ha consentito poi alla parte sana della città, a tutte le componenti che in questo senso girano e hanno tirato per poter consentire che la reazione dello Stato ci fosse visibile, fosse continua e fosse vincente. Ma la mafia di oggi continua a fare paura come quella di 37 anni fa? La mafia di oggi è sicuramente diversa, intanto è stata destrutturata in tutti i suoi vertici, sia latitanti che non, le operazioni di polizia sono continue, lo vedete, ma l'azione chiaramente non si ferma ed è continua anche nella logica di destrutturazione che non deve avere sosta alcuna e di fatto non ce l'ha, grazie a un'azione costante, incisiva della magistratura e di tutti quelli che lavorano anche nel ricordo di questi nostri martiri di sempre. Eseguiti oggi 15 arresti per fatti di mafia nel Barcellonese, ce ne parlano i colleghi di Messina. Dalle prime luci dell'alba la Polizia di Stato di Messina, nell'ambito di una vasta operazione contro la criminalità organizzata barcellonese, è impegnata nell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Messina su richiesta della locale Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di 15 soggetti ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, peculato, trasferimento fraudolento di valori, violazione della pubblica custodia di cose e sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Per le operazioni di polizia giudiziaria coordinate dalla squadra mobile della Questura di Messina e del Commissariato di Polizia di Barcellona Pozzo di Gotto sono impiegati circa 150 agenti della Polizia di Stato, tra cui personale delle squadre mobili di Palermo, Catania, Siracusa, Enna e Vibo Valentia, del reparto prevenzione crimine Sicilia Orientale, del reparto cinofili della Questura di Vibo Valentia, dei commissariati di Polizia di Stato della provincia di Messina. Alle ore 10:45 si è tenuta presso la sala riunioni della caserma della Polizia di Stato Nicola Calipari una conferenza stampa alla presenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, dottor Antonio D'Amato, del Direttore del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Polizia di Stato, dottor Vincenzo Nicolì, e del Questore di Messina, dottor Annino Gargano. Il presidente della regione Schifani, pur essendo a Roma, non parteciperà oggi pomeriggio alla presentazione del programma di Agrigento Capitale della Cultura 2025 che si svolgerà a Palazzo Grazioli. Ha delegato l'assessore beni culturali Scarpinato. Intanto il sindaco Miccichè replica al presidente Schifani che vuole commissariare la fondazione. Entro sabato il Teatro Pirandello sarà pronto per ospitare la visita di Mattarella. Basta polemiche, il servizio. Pur essendo presente a Roma, il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha delegato l'assessore ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato per partecipare alla conferenza stampa in programma nella sede della Stampa Estera a Palazzo Grazioli per presentare il programma di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Una decisione dalla quale trapela una certa freddezza del governatore rispetto all'organizzazione che non sarebbe all'altezza di un evento così importante. In queste ore circola anche l'ipotesi di un commissariamento da parte del Palazzo d'Orleans. Al momento nessun commento ufficiale da parte del governatore Schifani, che tuttavia nella giornata di ieri aveva espresso il suo disappunto in seguito all'ennesimo problema legato alle infiltrazioni d'acqua nel Teatro Pirandello di Agrigento,
dove sabato prossimo si svolgerà la cerimonia ufficiale di inaugurazione dell'evento alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella. Non possiamo permettere che una situazione così grave, con infiltrazioni d'acqua che rischiano di compromettere la cerimonia inaugurale della capitale italiana della cultura 2025, rimanga irrisolta, aveva detto Schifani al vice sindaco di Agrigento. Trupia, vista l'impossibilità di parlare con il sindaco. Il presidente aveva chiesto delle rassicurazioni immediate riguardo alla sistemazione del teatro in vista della cerimonia di sabato mattina. Il sindaco di Agrigento Miccichè, nell'occhio del ciclone mediatico, a fronte del caso Pioggia al Teatro Pirandello, oggi attraverso l'ADN Cronos rassicura: ho telefonato al presidente Schifani, gli ho garantito che sabato prossimo il Teatro Pirandello sarà pronto per ospitare il Presidente della Repubblica Mattarella. I lavori, continua Miccichè, sono stati già avviati e sono in fase di ultimazione, lavorano operai legati con le funi e una squadra di edilizia acrobatica. È un intervento già programmato proprio in previsione della visita di Mattarella. Come spesso accade, la burocrazia non agevola il compito, continua Miccichè, ma entro sabato le opere saranno concluse. Il clamore è immotivato, così come per gli strafalcioni sui cartelli stradali dell'ANAS, sui quali non vi è alcuna responsabilità del comune di Agrigento. E poi, continua Miccichè, perché divulgare la notizia sui social invece di avvisare gli organi competenti? Sarebbe bastato informare me o il mio assessore, saremmo intervenuti immediatamente sollecitando la correzione, evitando un danno d'immagine alla città. Miccichè si sofferma poi su Agrigento capitale della cultura. Oggi presentiamo il programma a Roma, non vi è alcun ritardo, le polemiche spesso strumentali arrecano solo male ad Agrigento. L'anno come capitale della cultura è una straordinaria vetrina da cui deriveranno benefici economici e strutturali. Lavoro per ottenere i finanziamenti, perché il milione di euro stanziato dal Ministero della Cultura serve solo per i progetti del dossier. In città vi sono criticità accumulate negli anni, servono servizi e infrastrutture, interventi sul decoro e arredo urbano, verde, illuminazione strade. Sulla crisi idrica sono preoccupato, non lo nascondo, dice Miccichè, ma anche fiducioso perché confido nel governo regionale. Il presidente Schifani molto attento al nostro territorio, come dimostra anche l'anticipo di 10 milioni di euro sui 40 destinati alla ricostruzione della rete idrica, i cui lavori sono stati consegnati. Il sindaco Miccichè conclude poi con un appello: basta polemiche, invito tutti a fare squadra per il bene di Agrigento, che deve sfruttare al meglio questa chance. Il cartello sociale, rappresentato da Don Mario Sorci, Alfonso Buscemi, Paolo Ottaviano e Gero Acquisto, rivolge un caloroso benvenuto al Presidente della Repubblica Mattarella in occasione della sua visita ad Agrigento per inaugurare l'anno che vede consacrata come capitale italiana della cultura il servizio. Il cartello sociale di Agrigento, rappresentato da Don Mario Sorci, Alfonso Buscemi, Paolo Ottaviano e Gero Acquisto, rivolge un caloroso benvenuto al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, in occasione della sua visita ad Agrigento per inaugurare l'anno che vede la consacrata come capitale italiana della cultura. Un saluto che vuole essere un riconoscimento convinto del suo ruolo come garante dell'unità nazionale. Nel sottolineare il valore delle sue recenti parole pronunciate a Militello di Catania, si ribadisce l'importanza di garantire a tutti i comuni d'Italia, indipendentemente dalle loro dimensioni o posizione geografica, condizioni di cittadinanza piena. Ciò include servizi e collegamenti adeguati, essenziali per il benessere e lo sviluppo delle comunità locali. L'accoglienza ad Agrigento, continua il cartello sociale, non è accompagnata da richieste specifiche, ma piuttosto da una condivisione degli auspici del Presidente per un paese più equo e coeso. Questo sottolinea il desiderio di vedere concretizzarsi quelle condizioni che possano rendere ogni angolo del territorio italiano protagonista di uno sviluppo equilibrato e sostenibile, ponendo le basi per una cittadinanza attiva e inclusiva, in particolare per le donne e i giovani. Questo, conclude il cartello sociale, per noi significa onorare il prestigioso titolo affidato alla città, nella certezza che senza cultura non c'è sviluppo e soprattutto non c'è legalità. E Daniele Gucciardo di Legambiente di Agrigento in una sua nota dichiara: da almeno un mese tra via Callicratide e via Manzoni sembra di vivere in una discarica del sud del mondo, dove vengono spediti rifiuti ingombranti, tessili ed elettronici scartati dalla società occidentale.
Oggi verrà presentata Agrigento Capitale Italiana della Cultura per il 2025 e gli agrigentini e gli amministratori dovranno fare di tutto per estirpare queste forme di inciviltà. Com'è possibile che avvengano fatti così fastidiosi e che gli effetti durino così a lungo? Com'è possibile che qualcuno possa aver abbandonato dei rifiuti per strada che a peggiorare l'inciviltà contribuisca a un ritardo così lungo nella loro rimozione? E gli architetti, in occasione del 57° anniversario del sisma che ha colpito il Belice, alimentano la memoria degli effetti devastanti dei terremoti ed evidenziano l'importanza della cultura della prevenzione e della protezione civile, il servizio. L'Ordine degli Architetti di Agrigento interviene in occasione al 57° anniversario del sisma che ha colpito il Belice, alimentano la memoria degli effetti devastanti dei terremoti, evidenziando l'importanza della cultura, della prevenzione e della protezione civile. Verificare e monitorare la resistenza al sisma e la stabilità strutturale delle infrastrutture e degli edifici strategici, introdurre il fascicolo fabbricato quale strumento per monitorare l'efficienza strutturale del patrimonio edilizio esistente, dotare i comuni della provincia di apposito piano di emergenza, promuovere la cultura della protezione civile nei confronti dei cittadini e soprattutto dei ragazzi, introducendo nei programmi da svolgere nelle scuole secondarie di primo e secondo grado delle ore dedicate alla conoscenza delle regole da adottare in caso di eventi calamitosi. Sono questi 4 principi fondamentali per ridurre gli effetti disastrosi degli eventi sismici e alimentare la cultura della protezione civile nei cittadini, secondo l'Ordine degli Architetti di Agrigento, che oggi ricorda il 57° anniversario del terremoto che nella notte tra il 14 e il 15 gennaio del 1968 ha colpito la valle del Belice, provocando 296 morti, più di 1.000 feriti e quasi 100.000 sfollati. Ricordiamo il sisma del 68, ha affermato il presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento Rino Lamendola, con l'obiettivo di alimentare la memoria degli effetti devastanti dei terremoti e l'importanza della cultura della prevenzione, della protezione civile. Il nostro ordine è pronto a collaborare con gli istituti scolastici, con le amministrazioni dei comuni ricadenti nelle zone a rischio sismico elevato, mettendo a disposizione della società civile le conoscenze e la professionalità degli architetti per organizzare momenti informativi e formativi in materia di prevenzione e di pronto intervento in caso di eventi sismici. L'Ordine degli Architetti dispone di un proprio dipartimento di volontariato per la protezione civile, i cui componenti hanno frequentato una serie di corsi sulla gestione tecnica dell'emergenza sismica, sul rilievo del danno e valutazione dell'agibilità delle costruzioni a seguito di un sisma, maturando negli anni notevoli esperienze sia in regime ordinario sia in emergenza. In particolare, tra attività ordinarie ricordiamo il progetto Hyperion, con il quale a cavallo tra il 2006 e il 2010, grazie al lavoro degli architetti, era stata creata una vera e propria banca dati informatica sulle condizioni di sicurezza di buona parte del patrimonio edilizio ricadente nei centri storici di Agrigento e Canicattì. Nel 2022 gli architetti e l'Arcidiocesi di Agrigento hanno dato vita al monumento grazie al quale i volontari dell'Ordine hanno rilevato le condizioni di stabilità di buona parte del patrimonio dei beni culturali e ecclesiastici agrigentini. Tra le attività in emergenza ricordiamo il contributo offerto dagli architetti di Agrigento nel rilievo e censimento dei danni prodotti dai terremoti che si sono succeduti dal 2009 al 2016 in Abruzzo, Emilia-Romagna e nel centro Italia. E l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento esprime grande soddisfazione per la recente nomina dell'ingegnere Ignazio Arno a dirigente responsabile dell'ARPA Sicilia per la sede di Agrigento e a vice direttore ARPA Sicilia area Centro Agrigento Caltanissetta ed Enna. A nome dell'intero Consiglio dell'Ordine, afferma il Presidente Achille Furioso, desidero rivolgere le mie più sentite congratulazioni al collega Arno per l'importante nomina per la prima volta conferita ad un ingegnere. Palma di Montechiaro ha un nuovo vice sindaco, è Rosaria Bella, psicologa, che sostituisce Antonietta Lovasco che si è dimessa. La nomina ieri sera effettuata dal primo cittadino Castellino. Le interviste.
Palma di Montechiaro ha un nuovo vice sindaco, la nomina è arrivata ieri sera direttamente dal sindaco di Palma Stefano Castellino dopo le dimissioni di Maria Antonietta Lovasco, dimessasi per motivi personali. Si tratta di Rosaria Bella, laureata in psicologia. In 2 anni Maria Antonietta Lovasco ha ricoperto nel migliore dei modi il ruolo di vice sindaco e assessore, afferma il sindaco Castellino, con risultati straordinari, mostrando una grande professionalità, impegno e dedizione alla città. Inoltre il suo ruolo all'interno della mia amministrazione non si esaurisce con le dimissioni, perché come sempre ho fatto con i miei ex assessori da 7 anni a questa parte, anche lei potrà continuare a dare il suo contributo. Diamo quindi il benvenuto alla nuova vice sindaco, che tra l'altro è esperta nei servizi sociali, ci darà un forte contributo in termini professionali e umani e continueremo nel percorso di crescita intrapreso da tempo dalla nostra amata Palma di Montechiaro. Anche se cambiano gli interpreti, i risultati sono stati sempre gli stessi. Ringrazio il sindaco Castellino dell'opportunità che mi ha offerto. Le prime parole del nuovo vice sindaco: spero di poter realizzare con correttezza ed entusiasmo l'incarico che mi è stato dato. Oggi abbiamo proceduto alla nomina del nuovo vice sindaco. Il vice sindaco uscente Antonella Lovasco ha rassegnato le sue dimissioni per ragioni evidentemente di impegni personali e professionali. La ringraziamo davvero per quanto fatto in questi oltre 2 anni che ha ricoperto il ruolo di assessore e vice sindaco, ha rappresentato l'amministrazione in diverse occasioni, portato avanti le sue deleghe con impegno, passione, abnegazione, e di questo noi le saremo grati. Siamo altresì convinti che il suo ruolo all'interno dell'amministrazione non finisce oggi, che come ben sapete è l'amministrazione che ho il privilegio di guidare. Chi vuole dare il proprio contributo al di là del ruolo che si ha nel momento lo può sempre dare. Sono convinto che Antonella continuerà a far parte di questa amministrazione a servizio della città. Diamo il benvenuto al nuovo vice sindaco Rosaria Bella, tra l'altro un'esperta del settore dei servizi sociali, quindi abbiamo mantenuto le stesse deleghe oltre a quella di vice sindaco. Siamo convinti che darà un forte contributo in termini professionali ed umani e continueremo questo percorso di crescita e di rinascimento della nostra città, dove magari alcune volte cambiano gli interpreti, ma lo spartito rimane sempre lo stesso. Ringrazio il sindaco per la fiducia mostratami sia per il ruolo di vice sindaco sia per il ruolo come assessore a diverse deleghe ai servizi sociali. Ringrazio tutti, insomma, la Giunta e il Consiglio, e spero di poter realizzare con entusiasmo e con correttezza e cordialità, insomma, l'incarico che mi è stato posto. Una manifestazione di interesse per la ricerca di un partner privato per la manutenzione e la gestione di Borgo Bonsignore di Ribera è stato pubblicato dall'assessorato regionale all'economia e quanto ha comunicato oggi dall'onorevole Carmelo Pace, capogruppo della DC all'Assemblea regionale siciliana, il servizio. Un avviso pubblico per una manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di partenariato pubblico e privato per la riqualificazione, manutenzione e gestione di Borgo Bonsignore a Ribera è stato pubblicato dall'assessorato regionale all'economia. L'obiettivo, dichiara l'onorevole Carmelo Pace, capogruppo della Democrazia Cristiana all'Assemblea regionale siciliana, è quello di far divenire il sito, costruito in piena epoca fascista e da poco interamente ristrutturato con fondi regionali, un luogo di attrazione per i siciliani e una meta di interesse storico, architettonico, naturalistico e paesaggistico in grado di richiamare turisti e visitatori da ogni parte del mondo. Una vera e propria icona contemporanea che attraverso il linguaggio universale dell'accoglienza e il valore delle tradizioni del territorio sappia raccontare e condividere la propria unicità e la propria bellezza. Questo investimento rappresenta una preziosa occasione di crescita per Borgo Bonsignore di Ribera, un'opportunità di valorizzazione e sviluppo con benefici sul tessuto imprenditoriale, artigianale, enogastronomico, ricettivo e sull'economia di tutto il comprensorio.
Affidando la gestione pluriennale verrebbe così garantito un miglioramento tangibile della qualità della vita all'interno del Borgo Bonsignore, una riqualificazione totale anche con l'adeguamento degli edifici agli standard energetici attuali e nuova linfa al tessuto socio-economico dei luoghi, favorendo un'importante ricaduta occupazionale, ha concluso così l'onorevole Carmelo Pace della Democrazia Cristiana. Linea alla regia per la pubblicità. Al via la prima sessione di lavoro per il 2025 della Conferenza Episcopale Siciliana dei Vescovi. Ad aprire i lavori l'incontro con Don Luigi Ciotti dell'Associazione Libera. Oggi l'incontro con la Conferenza Episcopale Siciliana, si parla di antimafia, di impegno, di riutilizzo di beni confiscati, di memoria. Con quale spirito ha incontrato i vescovi e come è uscito da questo incontro? La saggiatura tra la testimonianza cristiana e la responsabilità civile, che chiama in gioco tutti noi, chiama in gioco la Chiesa. La Chiesa che ha come riferimento, la nostra Chiesa, come riferimento la parola di Dio, che è una parola a volte scomoda, difficile, provocante, ma una parola che ci invita a metterci in gioco, a darci una mossa, a uno scatto in più. Anche perché se parliamo di mafie, certo, è 170 anni che noi parliamo di mafie, nonostante l'impegno e il sacrificio di tanti. Il grande lavoro che è stato fatto e che viene fatto. Ma non basta. Non basta. Oggi dobbiamo unire di più le forze, tutti, per diventare una forza etica, sociale, culturale, anche politica, nel senso del servizio per il bene comune. Anche perché dagli ultimi dati nel nostro paese, ce l'ha ricordato il procuratore nazionale antimafia, no? Che i rapporti tra mafia, politica, corruzione e mafia li ha riassunti in 3 parole. Anche qui senza dimenticarsi le cose belle, importanti e positive, ma i rapporti sono, ha detto il procuratore nazionale, diffusi, disincantati, pragmatici. Le mafie si sono trasformate, loro cambiano. Gli obiettivi restano gli stessi, la duratura del denaro, il potere, la forza, quello resta. E allora tocca a noi darci da fare di più. E di questo di più, anche il ruolo della Chiesa, delle chiese, che abbiamo riflettuto, che hanno fatto, che stanno facendo. Ci sono delle belle testimonianze, quante cose belle che ci sono nel nostro paese, però uno scatto in più da parte di tutti oggi è necessario. Ersilia Rigi è il neodirettore amministrativo dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Con un provvedimento siglato questa mattina, il direttore generale dell'ASP, Giuseppe Capodieci, ha provveduto alla nuova nomina che di fatto ricompone la direzione strategica dopo le dimissioni del precedente direttore amministrativo proveniente dall'Arnas Garibaldi di Catania, dove da ultimo ha ricoperto l'incarico di direttore dell'unità operativa complessa affari generali. La dottoressa Rigi vanta competenze amministrative di rilievo maturate presso diversi ambiti funzionali. La sua esperienza sarà preziosa per affiancare l'azione del manager Capodieci e quella del direttore sanitario Raffaele Lia nella programmazione e nel governo delle complesse dinamiche gestionali. E presso i locali del Comando dei Vigili Urbani di Agrigento a Villa Seta si è svolta la cerimonia ufficiale di presentazione del nuovo comandante della Polizia Locale di Agrigento, il maggiore Vincenzo Lattuca. A rappresentare l'amministrazione comunale è stato l'assessore alla Polizia Locale Carmelo Cantone, che ha fatto gli onori di casa. Il sindaco, seppur desideroso di essere presente all'evento, è stato trattenuto da importanti impegni istituzionali legati alla visita ufficiale del Presidente della Repubblica Mattarella prevista per sabato. La cerimonia, sebbene breve, è stata densa di significato. L'assessore Cantone ha ripercorso alcune delle tappe più significative del suo mandato, sottolineando l'impegno profuso all'amministrazione nel rafforzare la sicurezza, l'efficienza della polizia locale. Negli ultimi 2 anni, durante il suo intervento, ha consegnato al nuovo comandante Lattuca un articolato programma di interventi che comprende importanti iniziative volte a migliorare la sicurezza urbana, la gestione della viabilità, il mantenimento dell'ordine pubblico in un anno particolarmente significativo per la città di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025.
Passiamo dallo sport, saltata ieri la conferenza stampa programmata dal patrono dell'Agragas Giuseppe Deni, rinviata a data da destinarsi. Intanto domenica prossima l'Agragas incontrerà il Castrum Favara in casa, ma senza i tifosi favaresi, su decisione della prefettura di Agrigento. Ce ne parla meglio il collega Carmelo Lentini. Dopo le scaramucce di alcuni giorni addietro tra la vecchia proprietà e quella nuova, non si registrano altri scossoni in casa biancazzurra. Qualcosa dovrebbe uscire fuori in settimana e tutto questo in previsione del derby con il Castrum Favara. Intanto è saltata la conferenza stampa programmata per lo scorso lunedì, che avrebbe previsto la partecipazione del patrono dell'Agragas Giuseppe Deni per fare una disamina della situazione che si era appena creata con i canzonieri. A quanto pare il tutto è stato rinviato a data da destinarsi a causa di sopraggiunti e improrogabili impegni lavorativi dello stesso. Tutto questo secondo quanto si legge nel comunicato stampa diramato dalla stessa società. Intanto la tonificante vittoria ottenuta a Pompei, la prima in assoluto stagionale fuori casa, la squadra ha ripreso la preparazione. Il clima attorno ad essa sembra essersi un po' rasserenato ed anche se la classifica rimane sempre precaria è di grande auspicio la bella prestazione fornita dall'intera squadra che a fine gara ha festeggiato come non succedeva da tempo. Domenica prossima dunque arriva allo Stadio Seneto il Castrum Favara, un derby molto atteso e tutto da vivere, ma che si dovrà giocare senza i tifosi favaresi sugli spalti. Tutto questo per decisione della prefettura di Agrigento. Intanto, sempre questa domenica 19 gennaio sarà indetta la giornata biancazzurra. Abbonamenti e ingressi di favore non saranno assolutamente validi, ma sarà in ogni caso ancora possibile acquistare i biglietti in promozione sino al prossimo venerdì 17 gennaio ai seguenti prezzi: la curva costerà 3 euro, la gradinata 5. A partire invece da giorno 18, quindi sabato, sino al giorno della partita, tutti i biglietti saranno disponibili ai prezzi ordinari di inizio stagione. Vale a dire, la tribuna VIP costerà 20 euro, la tribuna 15, la gradinata 10 e la curva 7. E questo è tutto per l'edizione di oggi di TVA Notizie. Vi ricordiamo che i programmi di TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Viso Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi possono essere visionati sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.